Siamo qui con Corrado, un ex Pumas che per 2 anni ha militato nelle file della Serie B della nostra società. Un passivo inizialmente pesante, poi c'è stato un tentativo di rimonta dove avete messo non pochi brividi alla Pumas. Buonasera a tutti, sì esatto, passivo alla fine forse un po' troppo pesante, diciamo che ce la stavamo giocando alla pari, poi purtroppo con l'episodio del blu, quindi in inferiorità abbiamo subito 2 gol, quello ci ha un po' rallentato, poi però siamo comunque rientrati bene, siamo andati sotto però voglio complimentarmi con la mia squadra comunque per la reazione che abbiamo avuto, perché sul risultato di 6-1 non siamo andati sotto e anzi secondo me alla fine meritavamo qualcosa in più, magari un po' più di fortuna, però è stata comunque una bellissima partita, insolita rispetto alle precedenti perché comunque di solito finivano con pochi gol, però alla fine non posso dire niente alla squadra, abbiamo lottato fino alla fine, quindi peccato per il risultato però non per la prestazione. Quindi comunque Matera crede ancora in questa promozione, la cerca a tutti i costi. Sì, ovviamente quello è il nostro obiettivo, abbiamo portato a casa il primo stagionale che era quello della Coppa Italia, adesso daremo tutto in questa ultima parte di campionato, prima per terminare i primi nel girone e poi i play-off per dire la nostra, diciamo.